Foto che catturano, emozionano, parlano al cuore, istantanee che raccontano un'altra Sardegna, per fortuna viva e vegeta, ma che bisogna scoprire, scorgere tra le pagine di una narrazione complessiva e variegata. L'autore, Virgilio Piras, per tanti anni fotografo dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico, ci porta con lui in un viaggio su più fronti, nella sua isola che c'è. Coglie in queste istantanee in bianco e nero l'anima delle persone e dei luoghi, che ritrae in questo suo incedere solo apparentemente in modalità random. Barbaggia, da Oliena a Orgosolo, da Urune a Forni, da Galteria a Rotelli a Orgosolo, poi Baunei e altri luoghi delle zone interne, ma il suo viaggio cattura suggestioni e immagini da incorniciare in tutte le latitudini. Uno scatto realizzato a Bosa riserva la meritata copertina del volume, scelta non facile, ma la città sul fiume disegna davvero atmosfere fiabesche e oniriche, una magia che Virgilio coglie in pieno, in questa e in altre occasioni. È bello vederlo, lui che dosa le parole, quasi rannicchiato sul suo volume nel momento del firmacopie. Si tratta di una nuova monografia che inaugura la collana e i quaderni di fotografia della Imago Edizioni. Un progetto editoriale diretto da Renato Brosso, accolto con grande affetto all'Auditorium Liliu del Museo del Costume, dove è stato presentato il libro e inaugurata la mostra fotografica L'altra Sardegna, che rimarrà aperta fino al 30 novembre.